Lunedì 31 ottobre, Santa Lucilla. È il 304° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 61 al termine. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 17. La luna sorge alle 10:27 e tramonta alle 19:30. Una commissione di artisti veneziani nominata allo scopo presenta un elenco di 58 dipinti che dovrebbero essere ceduti a titolo di cauzione per un prestito in denaro necessario a fronteggiare le spese di guerra. I veneziani protestano violentemente, i giornali scrivono: il governo non può arrogarsi il diritto di dare i quadri in pegno agli stranieri, ma deve prima chiedere il parere dei veneziani. Il progetto viene subito abbandonato. Le previsioni per domani: cielo sereno o poco nuvoloso, nuvolosità alta in aumento in serata, precipitazioni assenti, temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in leggero aumento nelle zone montane e sulla pianura sud-occidentale. Come dovevano essere diversi quei luoghi agli occhi di Antonio, il frate della predicazione che nella padovana Arcella lasciò questa vita terrena dopo 36 anni. Era il 1231, età di mezzo tra le devastazioni dei barbari e il vicino rinascimento dei nuovi vincitori. Qui erano arrivati i Longobardi, diventando i conti di Campo San Piero, località appena fuori Padova, ma molto influente all'interno della rinascente coltivazione delle centuriazioni, dopo l'abbandono di fine impero. Un castello dove il conte Tiso V aveva chiamato a sé un gruppo di frati francescani, dando loro la gestione di una piccola chiesetta, e dove frate Antonio arrivò dopo la predicazione quaresimale di quell'anno. E qui sosta in questa celletta oggi all'interno della grande chiesa del santuario. È qui che avviene la visione con il bambino Gesù di frate Antonio. E questa tavola che oggi lo ritrae è stato il suo giaciglio per gli ultimi giorni all'interno dell'edificio ricostruito alla fine del 1800, dopo la devastazione dei francesi a seguito della soppressione degli ordini religiosi da parte del Sento Veneto. Accanto al santuario c'è un altro luogo della fede antoniana. È il santuario della Noce, dove un tempo all'interno di una fittissima foresta sorgeva un maestoso albero di noci, dove alla sommità frate Antonio si era fatto costruire una piccola cella, dove si elevava in contemplazione. Oggi questa chiesetta ricorda quell'albero accanto al monastero delle Clarisse, in un complesso con quello francescano che molti chiamano la piccola Betlemme antoniana.